tutto quello che l'altro ha fatto. Ecco, non faccio nomi, però per esempio un politico che ha guidato una regione per 15 anni, per esempio, e poi ha fatto per 2 volte il ministro, potrebbe accettare di provare a diventare sindaco di un grande capoluogo, magari dove risiede, oppure no? Sì. Sì. Sì, potrebbe. Potrebbe. Non so a chi lei si riferisca, potrebbe. Gli piacerebbe comunque proporsi in questa... Fare il sindaco della propria città è una delle cose più belle, battuta solo da fare il presidente della propria regione, ma altrimenti fare il sindaco della propria città è una cosa bellissima. Se quella città poi, non so a quale si riferisca, ma fosse una città come Verona o come Padova, sede universitaria, o come Venezia, beh, insomma, vale 2 volte fare il ministro. Anche Venezia? Da questo punto di vista? Venezia, anche se Venezia è complicata, è complicatissimo. Sarebbe più stimolante però da questo punto di vista. Ma io non ricordo, Venezia è complicatissima, io non ricordo un sindaco che abbia la fama di essere stato un buon sindaco di Venezia. Ce ne sarà stato uno, no? Eppure tutti ricordiamo. È difficilissimo. Ecco, scherzi a parte, però adesso il domani che di Giancarlo Galan potrebbe essere davvero una candidatura di questo tipo? Ma non lo so, francamente, non è possibile dirlo. Tutte le volte che ho fatto una previsione ho sbagliato. Il domani può essere anche un'altra attività, perché vi è anche la voglia di vedere se sono capace ancora di fare qualcos'altro ogni tanto. Dipende dalle circostanze, dipende dal fascino. Serve una cosa nella vita che ti dia fascino, no? Siccome non è mica obbligatorio, non me l'ha prescritto il medico di fare politica, è cosa che fatta bene costa anche parecchia fatica, soprattutto nei ruoli amministrativi, nei ruoli politici molto meno. Fare il deputato è semplice, ma fare il sindaco di una città importante è pesante, fare il presidente di una regione è pesante. Ma siccome non me l'ha ordinato il medico di farlo, ci sono tantissime possibilità. Sceglierò quella che tanto posso raggiungere, secondo che mi dà qualche brivido. Se non senti un brivido che ti corre la schiena quando vai e ti siedi su una sedia, vuol dire che lo fai solo per motivi meschini. L'ultima cosa, nel minuto che ci resta, non gliel'ha ordinato il medico a suo tempo, ma gliel'ha ordinato Silvio. Ma è stato stupendo, ma mi ha riempito di brividi, mi corrono sulla schiena. Lo ringrazio ancora per ma questo. Certamente io ho questo. Qualcuno dice che è il mio limite. Io non credo, mi dicono devi essere più libero e se del caso anche abbandonare. Ma come si fa? Esistono anche i principi di lealtà, di correttezza, di riconoscenza. Io come faccio a negare quello che è stato? Grazie a quell'esperienza ho vissuto la stagione aziendale più straordinaria che io possa ricordare, bellissima, e ho vissuto la stagione politica più entusiasmante, penso dal dopoguerra in poi, senz'altro, ma forse anche prima. Quindi io queste cose non le posso dimenticare. E se anche costituissero, e non lo credo in fondo, un limite per me, beh, pago il fio del limite, io sono fatto così. È tutto. Nel salutarla ci dia il titolo, Galan, sindaco di Venezia. Ma no, ma che? Di Padova. No, chi lo sa, vedremo. Non ci vuole dare il titolo. Spero di avere ancora, ecco, questo lo posso dire, spero di fare qualcosa che mi procuri le stesse emozioni che ho avuto la fortuna di provare in questa parte della mia vita, devo dire assolutamente straordinaria. È un'emozione quella di averlo a 7 in punto. Buona giornata Giancarlo Galan. Buona giornata. Grazie a voi e con 7 in punto, appuntamento come di consueto domattina alle 7. Arrivederci.